La nuova manovra finanziaria predisposta dal governo Schifani e approvata dall'Assemblea regionale siciliana mette sul tavolo 339 milioni di euro per affrontare le sfide più urgenti della regione con un'attenzione particolare all'emergenza idrica, al sostegno agli enti locali e a quello sanitario. Uno dei punti cardine riguarda proprio la crisi idrica, vengono destinati 11 milioni alla protezione civile per far fronte alla siccità e agli eventi calamitosi, mentre 32 milioni saranno impiegati per garantire il funzionamento dei dissalatori di Trapani, Gela e Porto Empedocle. Ulteriori risorse pari a 6,2 milioni di euro andranno alla progettazione di interventi nelle varie dighe siciliane. Per aiutare i comuni a fronte dei maggiori costi nella gestione dei rifiuti sono stati stanziati 45 milioni, premiando con una quota maggiore 25 milioni quelli che hanno raggiunto almeno il 60% di raccolta differenziata. Sempre agli enti locali sono stati destinati 15 milioni per progetti di videosorveglianza e oltre 8 milioni per l'acquisto di nuovi scuolabus. C'è spazio anche per la manutenzione del territorio, con 55 milioni che vanno alla riqualificazione straordinaria delle strade della provincia, 5 milioni perverranno per interventi nelle scuole pubbliche. Particolare rilievo viene data anche alla spesa sociale, rifinanziata la linea B della legge sulla povertà, agli enti che si occupano di accoglienza e ricovero di indigenti vengono destinati 3 milioni di euro. Il fondo per le persone con disabilità viene ulteriormente incrementato di altre 10 milioni a dimostrazione di un impegno crescente sul fronte dell'inclusione. Quindi un investimento strategico di oltre 66 milioni distribuito nei 3 anni sarà dedicato alla sanità. L'obiettivo è chiaro: ridurre i tempi di attesa e rendere i servizi più accessibili a tutti i cittadini. Sulla materia interviene il Presidente della Regione Schifani, che esprime grande soddisfazione per l'approvazione in aula all'Ars della manovra terre, affermando che è un provvedimento importante reso possibile grazie a maggiori entrate per circa 500 milioni di euro. Con senso di responsabilità abbiamo scelto di mettere immediatamente le risorse nell'economia siciliana, destinandole alle principali emergenze dell'isola, oltre che porre particolare attenzione al sociale, allo sviluppo, 2 pilastri fondamentali per rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini e sostenere la crescita del nostro territorio. Grazie all'azione di questo governo abbiamo registrato maggiori entrate per 500 milioni che subito abbiamo destinato a varie fasce con la legge approvata oggi. Le fasce sociali, gli scuolabus, le liste d'attesa per incentivare i medici a fare più straordinario e abbattere le liste d'attesa, i maggiori costi dei comuni che esportano i rifiuti all'estero in attesa che si realizzino i termovalorizzatori, per i quali già siamo molto avanti. Allora, ecco, questo è il dato che registriamo. Abbiamo lavorato in piena estate, abbiamo finito adesso con grande senso di responsabilità, andiamo avanti perché questa Sicilia sta finalmente crescendo a crescere seriamente.